Buon pomeriggio cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi riprendo il discorso che abbiamo cominciato qualche giorno fa con il controllo dei pensieri e della mente. Abbiamo infatti indicato per sommi capi l'importanza di controllare i propri pensieri e quanto sia appunto fondamentale all'interno dell'ambito magico, poiché una mente focalizzata, in grado di mantenere l'attenzione su un obiettivo alla volta è tutto ciò che serve insomma nella realizzazione di un rituale. Vale a dire che l'officiante deve essere capace di mantenersi focalizzato esclusivamente sulla finalità per cui avvia tutto questo procedimento ritualistico. È importante dunque non solo per la pratica magica, è importante anche per quello che è la vita quotidiana che noi viviamo. Infatti tutta la letteratura legata alla programmazione neurolinguistica, al controllo appunto dei pensieri e del pensiero positivo, eh, ruota attorno alla capacità di selezionare i propri pensieri. È chiaro che dal punto di vista cabalistico e diciamo filosofico religioso, anche se non è il caso di una religione particolare o di una religione specifica, però in questo ambito dobbiamo considerare anche che non siamo padroni di nulla, nel senso che tutto ciò che noi pensiamo e che crediamo di pensare non ci appartiene. È il divino che attraverso di noi sperimenta, fa, disfa e dunque abbiamo un'illusione di un certo tipo, cioè di vivere e di pensare, di credere e di fare. In realtà eseguiamo, noi riceviamo degli input e li mettiamo in pratica. Non è una cosa triste, assolutamente, sebbene lo possa sembrare. In realtà è una cosa meravigliosa perché ciascuno di noi è un canale del divino e in quanto tale si presta a far vivere il divino determinate esperienze e a far vivere il divino dentro di sé. Poi appunto che ci sia la separazione fra il divino e il nostro piccolo sé è una cosa che abbiamo più o meno intuito parlando delle interferenze dell'ego, delle clifflot e così via. Ma torniamo al controllo dei pensieri. Ammesso e concesso che i nostri pensieri in realtà non ci appartengono e ammesso che è tutto stabilito e coordinato dalla volontà superiore, è anche ammesso che chi comincia a lavorare sul proprio pensiero, a lavorare su se stesso in generale, ha avuto questa spinta e questo richiamo proprio dal creatore. È lui infatti che coordina i nostri progressi, certo non lui in prima persona chiaramente, poiché esistono numerosissime gerarchie e altre entità, emanazioni che sono poi eh, incaricate di sorvegliare e seguire il progresso spirituale delle persone. Ma ne parleremo comunque in altre occasioni. Oggi restiamo invece su questo concetto appunto che è il controllo della mente. Ribadisco, è tutto coordinato, è tutto voluto, pertanto quanti arriveranno non solo a conoscerlo, ma ad applicarlo, è chiaro che lo faranno con il benestare dei regni superiori, poiché nulla arriva nella nostra consapevolezza che non sia appunto un germe, un germoglio appunto di un seme gettato dal divino. Fatte tutte queste postille, tutte queste, anzi, queste premesse, perché le postille seguono, le premesse precedono, fatte tutte queste premesse, ecco che ci addentriamo al secondo step. Ehm,
Abbiamo imparato ad ascoltare i nostri pensieri, a prenderne nota sul nostro quaderno magico e abbiamo cominciato a capire qual è un po' la direzione del nostro chiacchiericcio interiore. Eh, In questo caso ovviamente analizzeremo quello che sono i nostri pensieri, gli argomenti predominanti, il tipo di atteggiamento che abbiamo verso gli altri e verso noi stessi, quali sono le credenze collegate appunto al nostro modo di interagire, di vivere e di comunicare con gli altri, ma anche con noi stessi, perché noi ci parliamo quotidianamente, costantemente. Nel momento in cui infatti agiamo lasciando a ruota libera la mente nel suo dialogo, nel suo monologo, in realtà noi stiamo parlando a noi stessi perché quei pensieri vengono registrati in uno strato più profondo di noi che è il subconscio e da lì diventano delle convinzioni che poi aiuteranno, diciamo così, a oggettivare la nostra realtà. I meccanismi per cui ciò avviene sono riconducibili al karma, alle influenze astrali e soprattutto al disegno che Dio ha per noi, perciò noi captiamo ciò che corrisponde non solo al nostro stato vibratorio, ma anche a quello che è previsto che noi sperimenteremo. Dunque, come si esce da questa meccanicità? È chiaro che ci si esce soltanto per volontà, per una volontà superiore, ma ci si deve andare anche incontro. Dentro di noi deve nascere l'esigenza, il desiderio assolutamente bruciante e assoluto di entrare in profonda connessione con il divino, di annullarsi in lui, cioè lasciare che lui si manifesti in potenza dentro di noi. Come lo facciamo se non ci facciamo un pochino da parte? Non possono esserci due re su un unico trono. È chiaro che dovremo scegliere qual è il re a cui ci affideremo. Può essere l'ego, ma come sappiamo è una scelta rovinosa perché abbiamo l'esempio ogni giorno di come conducendo la nostra vita eh, proprio dalla prospettiva dell'ego, poi siamo costretti a fare i conti con tutta una serie di situazioni che poi sono dolorose, ma perché è l'ego stesso che si infila in queste dinamiche perché ha un bisogno costante o di farsi notare o di certezze o di conferme. Quando invece lasciamo libero il trono al divino, noi gioiamo di una vita piena, governata per il nostro bene supremo e in genere è una vita di cui poi avremo una memoria straordinaria perché nonostante le prove che serviranno a noi per rafforzare ulteriormente questa fiducia e questo appunto affidarsi anche a un disegno superiore, vedremo appunto realizzarsi delle cose straordinarie. Come ci si arriva dunque? Ci si arriva per gradi, è una fede che viene costruita mattone su mattone, pietra su pietra ed è una fede che va costruita appunto su un terreno stabile, sulla roccia e come? Dunque affidandosi completamente, cioè comprendendo appunto, come dicevo nelle benedizioni velate, che tutto ha uno scopo sempre soltanto per il nostro bene. Ehm, a questo punto rileggere poi il quaderno con le annotazioni dei nostri pensieri, non solo quelli raccolti nell'esercizio dei 5 minuti di osservazione del nostro monologo interiore, ma anche se abbiamo messo delle sveglie random nell'arco della giornata, cercando di ricostruire da dove nasce questo pensiero per osservare un po' come lavora la nostra mente e già osservandola in modo distaccato, cioè facendo un passo indietro rispetto a quello che
e un coinvolgimento in prima persona, riusciamo a vedere, appunto, come dicevo prima, qual è la predominanza dei pensieri, su che base ragioniamo e cose del genere, in questo modo apportare poi dei correttivi alla personalità. Per quanto riguarda appunto il secondo passo, a questo punto dovremo imparare invece a non pensare. Cioè, se prima abbiamo osservato e preso nota di quello che sono i pensieri che ci attraversano la mente nell'arco di quei 5 minuti, adesso dovremo riuscire a pensare a nulla. È chiaro che arriveremo a questi famosi 5 minuti per gradi e ci impegneremo e ci sforzeremo fino a quando appunto la nostra mente riuscirà a restare vuota per 5 minuti. Sembra facile, non lo è, però esistono delle tecniche, dei meccanismi che ci permettono di risvegliare l'osservatore interno e annullare il nascere di questi pensieri automatici. Per prima cosa è proprio cercando di concentrarsi sul nulla. È vero che è un pensiero, cioè il pensiero di pensare al nulla è già di per sé stesso un pensiero, però è l'inizio. All'inizio ci baseremo, useremo, ci appoggeremo a questo stratagemma. In realtà poi dopo diventerà un'abitudine. È chiaro che le prime volte ci renderemo conto che il non pensare a nulla potrà durare un 20 secondi, poi diventa 30, dovremo insistere fino a quando il non pensare a nulla riuscirà a durare quei 5 minuti, quantomeno. Vi assicuro che superati i 5 minuti sarà a quel punto più semplice non pensare a nulla per tutto il tempo che uno vorrà, perché sono proprio quei 5 minuti i più tremendi, quelli ci portano a divagare spesso e volentieri. Per quanto riguarda questo esercizio, un circuito ci può tornare molto utile, che è quello della cattedrale di Chartres. Lo metterò nei collegamenti sotto questo video così che possiate scaricarlo gratuitamente. Funziona bene, va messo un testimone prima di cominciare la meditazione all'interno del circuito e poi rimosso alla fine della meditazione. Perciò è un circuito che va utilizzato soltanto nel momento in cui vogliamo fare questa pratica e non per tempi maggiori o più lunghi, non è necessario. Un altro stratagemma, dicevo, uno è non pensare a nulla e il secondo è quello di attivare diciamo l'osservatore interiore. E vale a dire che per chi ha già provato l'uovo d'oro, ed è uno dei video che ho pubblicato ai primi tempi, andate pure a ricercarlo. Per chi ha provato questo, potrà richiudersi dentro il proprio uovo e guscio di protezione e stabilire che qualsiasi pensiero dovesse sorgere nella nostra mente durante quel lasso di tempo nel quale noi chiudiamo gli occhi in attesa che suoni la sveglia del nostro cellulare o qualsiasi sveglia che avremo impostato dopo 5 minuti, qualsiasi pensiero, come dicevo, verrà preso come da una mano spirituale, una mano che lo afferra e lo porta al di fuori del guscio. Chiaramente il guscio è istruito a non far rientrare quel pensiero. In questo modo all'inizio faremo questo e l'esercizio sembrerà quasi incentrarsi su questo, sul fatto di prendere pensieri e buttarli fuori. Ma nel tempo questo osservatore interiore, questo censore interiore, impedirà al pensiero di rientrare e lo farà in modo autonomo. Si tratta semplicemente di addestrarlo a fare questo lavoro per noi. Fino a quando appunto saremo liberi dai pensieri per quei 5 minuti auspicati. È un secondo passaggio estremamente importante perché appunto una mente sgombra vi solleverà da tantissime cose e avrà una serie di ripercussioni sul vostro stato emotivo, ma anche sulla chiarezza mentale che vi sopraggiungerà, decisamente sorprendenti. Vi farà molto piacere scoprirne gli effetti benefici.
Come sapete, spesso, anzi in tutti i miei video, l'immagine introduttiva è accompagnata dall'home. E ne parlerò poi in una pillola a parte, ma anche questo è un ottimo esercizio per sgombrare la mente. Vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui. Grazie come sempre per il vostro affetto, per la vostra partecipazione, per la costanza con cui mi seguite, per il vostro sostegno, per la partecipazione ai gruppi. Grazie, grazie di cuore. Vi abbraccio uno ad uno e a presto dalla vostra Ildegarda.